Il sindaco Marco Zambuto sapeva che nella zona del viale Cavaleri Magazzeni c'erano delle buche e gli abbiamo pure consegnato un dossier. Prima delle elezioni ci disse che c'erano i fondi, poi ci rassicurò con frasi da politico e più nulla. Il sacerdote Giuseppe Pontillo, attuale parroco della cattedrale e negli anni scorsi a capo della comunità di San Gregorio, ha testimoniato al processo in cui è imputato l'automobilista ottantenne Giuseppe Valenti, accusato di aver azionato i freni della sua Nissan Micra in ritardo, provocando l'impatto con il ciclomotore della povera Chiara Lamendola, che proveniva dalla direzione opposta e avrebbe perso il controllo del suo scooter a causa di una buca presente sul manto stradale. Pontillo, rispondendo alle domande dei PM Maria Luisa Butticè e dell'avvocato Salvatore Pennica, difensore di parte civile del fratello di Chiara Lamendola, ha spiegato: gli consegnammo un dossier con l'indicazione di buche e dissesti stradali, in alcuni casi documentati da fotografie. Il comune sapeva che la zona era in queste condizioni. Il sacerdote ha ricostruito la vicenda e ha raccontato di un incontro che ci fu fra i parrocchiani e Zambuto, durante il quale furono riferite al sindaco le problematiche del quartiere, fra cui la presenza di buche e dissesti stradali sul viale Cavaleri Magazzeni. In un altro processo sono imputati con l'accusa di non aver garantito la sicurezza della strada, riparando la buco, segnalando il pericolo, il dirigente dell'ufficio tecnico di Agrigento Giuseppe Principato e il funzionario Gaspare Triassi, sia per i tecnici che per l'automobilista l'imputazione di omicidio colposo. Ed è proprio in quel processo che l'ex sindaco Marco Zambuto è stato ascoltato e ha giustificato la lentezza con cui si è proceduto alla manutenzione della strada con il complesso iter burocratico.